Aia, ma è stata lei. È sino malato. Sempre con che la faccia a te. A che vuoi chiudere? Si resi, lignando, si vado troppo lì. Il mio marito. Non mi ha mai ben detto, no, ma. Sempre per capo. Poi, mamma mia, scusarizio e tu sei ancora preparato. E che ci vuoi fare? Sono di malinconica natura. Mi prendo sempre pensieri imposti in me, come ben dice la mia triste figura. In eccesso ho la bile nera, poi per tema Natale o per gli attori. Se fossi sanguigno mi farei un solasso, ma con la bile nera come faccio? Tengo tutti i visceri arrotati, o stomaco non dice, si sta chino o sta affamato. Ma sono ridotto sto fegato di morire, ma sono passato cuore in cuore. Tengo tutti i visceri arrotati. Ma saggi tutto nella mano. Avrei studiato ridotto una zozzucca. Per colpa di sti baroni, sporca, cullata spia, ipocriti assassini. Ognuno vuole sapere come si ingegna a ridurre l'oriamo in alto alla fogna. Mentre tutto là di regno, da sud a nord, da levante a ponente, si fanno più ricchi e più potenti. A me poi mi pare fare una cosa contro la natura, cercando di portare un po' di civiltà per raddrizzare sta città. E viene pure tu alla festa. Maestà, se vi posso consigliare l'iperico. Ecco! Sempre l'Imerica, via che hanno pure l'Evere San Giovanni, e non parlate troppo a scienziati, che di queste cose, non ne sanno. Oltre a rilassare la pelle e a distendere le rughe e a fare le cosce e le zizzere toste, mette pure il buon umore in collo. Sappiamo che tempo a stessa sta più all'era, ma stimano troppo all'era. E allora proibettono come erba pericolosa e creata da Satanasso in persona. Perché questa pianta fa vedere visioni di quello che succede in Dananna se te la metti sotto al cuscino per festi San Giovanni. Come per esempio, no, che sta spuzza, o sabbia o no, cavalla, te levi tutte puzzate e ti fasci fresco con mano rozza e scaccia i pensieri e ti rilassa. Sì, e lo sappiano questa figliola che per fare i bidè ci vuole il bicarbonato, che ti disinfetta la ciuccetta, lui 9 purifica gli odori e cancella il ricordo dei passati amori. No, queste figliole di oggi non sanno proprio niente, ma che ci ha imparato a fare la mamma? È stata l'era, che si è raggiunto che capito con cuore ti passa il genio e fa l'ambura. Un po' di pecco. Non ti preoccupare. Torta vai, va bene per quando. Certo, non è una bella cosa, Allora, tanta sorte che tarate, sti banchieri e sti mercanti, o fai di sfugare, pezzo un tiro. E oggi a così vai le cose, beh, un banchiere fiorentino è più potente in un re e in una regina. Già così ci vuoi fare, non mi ha già preparato. E fa proprio la testa su belletta. E dimmi come va questo cussetto. Un po' di più questo po' di niente. A 50 anni a persiccia da meglio. E con terra di Siena mi nascondo il rossore, non si improvvisi, così da sembrare assai donna di mondo. Ma se troppo rossore si nasconde e non è più sul nostro viso quel rossore che appaia all'improvviso, possiamo non sembrare più tanto pudibonde. Sulle ciglia ci va un po' di marrone, che rende più definita l'espressione. La bocca rossa, con succo di lampone, un po' di polvere di diamante che serve a rendere la pelle più brillante. E sotto gli occhi ci va il nero, che fa lo sguardo intenso e pieno di mistero, così da intrigare anche il cavaliere più austero. Ma che fa sembrare più giovane se bilanciato sulle palpebre color rosa. Il nero e il rosa ci fanno ricordare ciò che ogni donna deve essere e sembrar, deve essere casta ma libidinosa, e sia pudibonda e sia licenziosa, e sia veneconda ma anche insidiosa.
la santiera e che per la via vada tutta altera, che stia bene in vista e se ne stia scusa, voglio che sia ingenua eppure maliziosa, e che con la gente metta maniera, ma deve essere pure invitante appetitosa, faccia le sembianze candida e amorosa, ma che si dimostri d'uom troppo vogliosa, del suo casto onore sia gonfaloniera, d'ogni sua speranza sia la dispensiera, pur la nasconde, pur che la sbandiera. La donna è preda, l'uomo è cacciatore, ma se cambia poi la sua funzione, e la preda diventa predatrice, l'uomo resta in sospeso e poi che dice deve essere ogni donna sia Fiammetta che Beatrice, deve essere ogni donna sia Fiammetta che Beatrice. E poi c'è la cosa più segreta che ogni donna usa. Zitta! Caccia sto re! Il seo è nulla da sapere. Ma che ne sta una segreta? Se non me lo dici da Ciò dici, E soltanto se promettete sul vostro onore di non dire niente a nessuno. non prometti, prometto sul mio onore. No, ma fa come di giuramento, fa come un giuramento. Dite presso a me la formula di giuramento. La mia parola di uomo La mia parola d'uomo è una sola. È una sola. E se non la mantengo, E se non la mantengo, mi chiamerete mi chiamerete Bordaiuolo. Bordaiuolo. Uè! Come ti vede? Ti impudente! Vabbè, la rite c'ho prima di 1, 2, 3. Chi bello pare, tanta pena da partire. Che significa? La prima cosa, a ceretta. A partire dal viso, perché se Picasso l'amante appassionato, se avesse trovato sfizio di mordicchiarvi la buzze, si potesse trovare sotto il muso qualche filo di baffo. Tutte cosce se ne pilano perfetta e lisce come quelle una figlio. Pure scende. Le scelle non se ne pilano, ma sanno lavare buona, perché l'adora a nasce fuori, con tutto quello che succede. Devono stimolare l'uomo a fare il dovere suo. Per dirvi nel pube invece ci sono varie disquisizioni. Per esempio, so che a Pandolfiello gli piaceva china di figli. Ah, tu che ne sai? Per quello che mi ha detto? Chi? Ah, qualche figliola. Potevo spiegare che a Villa Floridiana e tutte le giardine Castelcapuano erano nei popoli e le piaceva quel frutto al naturale. E a questo bello Marittiello, come gli piace la sfogliatella? Mi fa soffrire dell'inferno, avevo tutta depilata e non ne parliamo poi di latte. A chi fosse? Guglielmo il Duca, lo primo marito mio, No. detto l'ambizioso, era giovane e focoso, era giovane assanguato e avevo tutta depilata, le tante, ma per ragione che faccio passare, tutti guai faccio passare. Oh, bella poverina. Tanta voglia da patente. Dopo questa dolorosa operazione, da mano femminile un bel massaggio che rende la pelle vellutata e la prepara alla durezza innata del tocco maschile rude e selvaggio che, al di là d'ogni singolo retaggio, è comune ad ogni uomo in cui ci si avventura, vuoi se plebeo o di nobile fattura. Ogni punto del corpo ha sua valenza e ciascun d'esso si profuma con diversa essenza. Sul viso adore rose, con gocce di fragranza, che scendono pian piano alle punte dei boccioli. Rinto vallicola, adore gelsomino, che spinge il nostro amante a tambur battente, spronandolo senza che più lui capisca niente. E dietro i lobi gocce di lavanda. Ai piedi poi, ma raccomando, senza mai manco un callo. L'ogna longa, allustrato con l'uoia oliva e con un po' di cammilla, e pittato con l'ennè,
che la terra causa una femmina africana. La biancheria al primo incontro sempre bianca, perché l'uomo ha da pensare che anche se per voi non è la prima volta e isso sarà troppo buono, non vi lusingate, ha da pensare che voi lo volete così bene, ma così bene, ma così bene, ma così bene, che pure se isso non è il primo, per voi è l'amore più grande che questo mondo e per isso deve essere la stessa cosa. Poi, se io stato per perdere, ma raccomando, o russa, specialmente Augusta, che avrà chiuso con tutte che li stringa, con una perla più preziosa di sta terra. E arrete a voi, mentre vi scioglie, guardandovi, con solo quella in cuore, mentre voi non lo guardate, che se no si mette scuola. L'uomo è da tenere un tempo a pensare, è da tenere uganza a indovinare, è da tenere a fantasia si immaginare tutto quello che vi facesse per fare. E mentre scioglie a una quelle stringhe che l'hanno incatenare, ognuna di quelle, come le fascine vogliano le streghe, e quante più ne sono, più l'attaccano, e dentro quei lacci là si deve impantanare, come è bello che siamo femmine e nave. E scarpa sempre vera, perché a così sta dentro e fuori, che state per venire sempre in canna, che stiamo là per là con abbandonando. E poi perché una femmina opera, c'era l'amante sua che va più bene. Mai sembra d'uomo troppo rapite, se lo per ottenere cose da voi già stabilite. Dell'ars amatoria nel pieno esercizio potrà l'amante conquistare ogni orifizio, ma ora che voi li siete sottomessa, mettetegli davanti solo quei fori che non volete che egli se ne impossessi e non ciò che volete che gli violi. Ciò vi farà capir tale artifizio d'ogni uomo qual sia la sua natura, di com soddisfi ogni proprio sfizio violando o no la vostra fenditura che voi avete offerto proprio ora. Ci sta chi si butta a precipizio e chi pretende invece altra apertura, e c'è pur chi finge di non capire il gioco e cerca un altro indizio, un altro loco, come faceva quando il fello a loco, che procurava a me gioia e supplizio e che ci univa più d'altro argomento nell'esclusivo e grande sodalizio. Da ciò che un uomo fa nella tua alcova potrai capire il suo temperamento, perché a vedere qual che sia il suo vizio, di chi sia lui potrai avere la prova e farti su di lui il tuo giudizio. E parlerò al fin del bacio e della bocca, che sacro varco più d'ogni altra porta, e dell'amore è il più grande segno. Vedete ben perciò chi ve la tocca. State voi perciò sì bene accorta a chi darete questo vostro pegno. Il bacio è la cosa più sconcia, casta e bella. Ve lo nega la puttana, ve lo dà la verginella. Ma guardate, guardate quanto è bella la regina nostra. Guardate, con queste perle vicino alle orecchie, con questo diadema sulla fronte, con questi anelli. Guardate, ma che doveva fare senza queste pietre preziose, senza queste sciacquiglie? Ma guardate che riflessi, che colorito sul viso della monarca fanno questi smeraldi, questi zaffiri, questi rubini, questo diadema incastonato di ogni ricchezza. Ma che doveva fare senza tutte queste meraviglie, senza questi bagliori di luce? Che doveva fare? Il funerale doveva fare. Il funerale doveva fare, vi fa funzionare. Guardate quando sorride, che spettacolo si apre. Sorridete, maestra, sorridete, vi prego, fatelo per me, sorridete, maestra, guardate che spettacolo si apre, sorridete, Ma che stai facendo? guardate che spettacolo si apre quando sorride, è come il sole che splende a mezzogiorno, è come si fa a non avere invidia di chi le sta sempre attorno. Ma non è brutto tutto sto spreco da fa una regina. Ma che dicete? Oggi neanche i contadini rinunciano a tenere un filo di pelle intorno al collo e la regina è serpente e la femmina qualunque. Proprio perché queste sciacquiglie le porta chiunque. La regina non avesse paura. Ma se tu mi volessi bene, avessa fa una legge che proibisse a chiunque perlomeno castellana a poter queste cose da portare su sopra.
Quindi dovrei fare una legge su un tuo. Bravo, come intelligente. E che faccio? Basta. E prendimi più assai questo colpetto. Fa già variare il meglio a essere sul banchiere fiorentino. Su sovrana e sorrigina. Ah, no! Ah, così, ma vai più ricciatato. Ah, così secco, ma pare vagabonda. Ma non più dormiciato. Ma io non posso fare miracoli. O vi fate un poco più secca e non ricciatate, o vi fate un poco meno secca e pigliateciato. Posso considerare. A me va sempre. È possibile che abbia un trasso. Fino all'altro ieri vi andava. Io ve l'ho anche allargato, ve l'ho cucito con queste mani mie. Dite che non vi trasse e mi mortificate. E l'altro era per trasere un buon trasso, a voi. Vi trasse o non vi trasse, con voi è una cosa da un momento a un'altra. E non dipende dal vestito. Come state il genio che ho voluto, ma allargate e bastrinite, a seconda di come ci trasite. No, niente. No, è che noi donne col tempo ci facciamo sempre un po' più grosse, mettiamo sempre su qualche chiletto. Maledetta! Se dovete stare bene ve lo devo stringere nel corpetto. Questo vestito tu hai fa largo. E prima vi eravate guaglioncella, forse adesso vi starete avviando verso lo sviluppo. O dolevano sul la bocca, ma non essere ridicolo e non ti fa sfotto. Adesso cosa hai fatto? E a te che te l'ambassi? Ma ci vuoi dire passare che mo ti Ci vuoi dire Maestà, a proposito di gioielli, io vi devo confessare una cosa, però non vi dovete arrabbiare, promettete che non vi arrabbiate. Non mi arrabbio. È una cosa che abbiamo fatto insieme io e vostra moglie, la regina. Che ha fatto? Non l'abbiamo fatto apposta, però maestà glielo dobbiamo dire, perché queste sono le cose che gli uomini, i mariti sanno sempre per ultimi e lo vengono sempre a sapere dalle malelingue, invece è meglio che glielo diciamo noi. Sì, è vero. Che sappiamo noi, che da certi personaggi che girano un po'. Se posso sapere che hanno fatto, bocca tua! È capitato, eravamo soli a corte, io e la regina. Nessuno ci vedeva, nessuno ci guardava, nessuno ci ascoltava. Ci è venuta voglia di farci una bella e ce la siamo fatta! Come? Ti sei fatto una bella come Sì, ci siamo fatti una bella, sì, però non vi arrabbiate, voi mi avevate promesso che non vi arrabbiate. Ci siamo fatta una e adesso ci è piaciuto così tanto che ci vogliamo fare due belle, ci vogliamo fare un sacco di belle alla faccia di tutti gli invidiosi. Ma che le cattino, vai a fare la bella con un macchino. Non avevo finito, ma lo scuola non fa. Ma addirittura tutta questa tragedia per una perla che si fa un cortigiano con una regina. La volete vedere? Ma Sì, facciamogliela vedere. Siamo fatti come se la siamo fatta. Così non me la piace, la vedete, non mi prendete più collera. Fatela vedere, da mia fratello. Ecco qua, vedi? Aperto. Certo, perché scusa, perché voi trovate una bella con una femmina che è giunta con una regina. ma che si vuole vedere? La femmina si fa una bella con te. E comunque adesso, visto che ci è riuscita così bene, abbiamo deciso di farci un allevamento di pelle, proprio a Palazzo Donnana, quello che sta sul mare. Quello che sta sul mare, tutto pelle. Maestà, ma avete visto quanta ricchezza indosserà vostra moglie la regina? Avete visto? Sapete, Alessandra, la figlia di Giangariatto, e anche presente anche Valentina, Alessandro e Valentina, le due figlie di Giangariatto. Neanche loro ebbero in dote tanto bene, tanta ricchezza come vostra moglie la regina. Non si contano. Nemmeno loro devono essere ricchezze. Tanto nei loro volessero essere sovrane per portare sti sciacquigli per portare uno. E certo. Maestra, mamma, avete guardato bene il vestito che indosserà vostra moglie? Ecco, Questo per me non è un vestito. No. No, io dico che non è un vestito. Ecco. No, è un arazzo. Sì. Per me questo qua, per me questo non è un vestito, questo è proprio un arazzo.
E questo è un vestito di seta, tutto intrecciato di fili d'oro e di fili d'argento. C'è voluto uno un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, Ma si passa me, c'ho cucinato a sto povero! e non è finita qua! Come quanto? Ogni paio di centimetri ci stanno incastonati tutti dei diamantini piccolini, piccolini, quanto sono bellini, piccolini, piccolini! Questo vestito che tenete solamente voi! Ma siete sicuri? E certo! E qua la femmina si permettesse di vestiti in questa maniera, io sono subito in galera! Immediatamente. Le leggi suntuali, le leggi contro il fusto parlano chiare. Ha detto pure la tua quel pulpito cardinale che bisogna andare semplici vestite e non bisogna mettere questi abiti di seta. Ah, allora tu fai peccato! Ma che cazzo sei? Le leggi suntuali sono contro i borghesi e gli altri nobili che non sanno stare a posto loro, non certo contro i sovrani. Questo è bello. Maestà, Abbiamo finito? vi dico la verità. Voi siete il sole, siete la luna e siete anche le stelle. E non ci sta una femmina in groppa a questa terra che può essere più bella di voi. Venite, abbiamo finito. Finalmente. Quanto siete bella. Fate un giro da destra a sinistra. Da sinistra a destra. Bellissimo. Adesso possiamo uscire. Ah no! Ho sbagliato una cosa cosissima, ma cosa ho fatto? Mettetemi a morte! Su! A morte! Mettetemi sotto tortura! Ho fatto uno sbaglio gravissimo, adesso uscivamo e io facevo una brutta figura! Non sapevo a morte! Mi potete mettere a testa! Non sapevo la mia paura! Ho dimenticato! Ecco, la veletta! Ecco la veletta! Ha pigliato un po'. Vorrei chiamare qui sul palco due persone senza le quali questo spettacolo non sarebbe stato possibile in questa forma. La coreografa Floriana Cafiero e il maestro Stefano Pusiello, che è l'autore delle musiche tutte originali di questo spettacolo. Andiamo a vedere sul palco. Per un po' di tempo che Stefano Pusiello e Floriana Cafiero. Giuseppe De Chiara, autore dell'opera e pompiere giusta. Devo presentare anche gli altri della compagnia: Raffaele Palumba, Carlo Alfaro e noi ci andiamo a cambiare perché stiamo sudati, altrimenti non cambiano domani.